Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio. Questa volta ho portato Rudy, un ex cliente, paziente di Neurobalance. Ho pensato che fosse importante condividere la sua testimonianza con chi soffre di dolori persistenti alla schiena. Grazie Rudy per aver trovato del tempo. Senza parlare troppo, dici un po' la tua storia e come ti sei affacciato a questa terapia di mind body, come l'hai trovata e Sì, portaci un po' nel tuo percorso, insomma. sì, è importante che io racconti un po' quello che ha preceduto i trattamenti che sono stati fatti da te, perché a un certo punto, circa ormai più di 12 anni, io da 12 anni ho un mal di schiena a livello lombare o lombosacrale. È cominciato con una sensazione di affaticamento, più che di dolore all'inizio, poi si è trasformato in un dolore a livello, come una fascia a livello lombare. E beh, all'inizio era abbastanza sopportabile, il problema è che invece, mentre all'inizio era un dolore che durava, che ne so, un'ora e mezza, eccetera, sempre di più aumentava. E allora mi sono deciso di fare qualcosa. Per cui sono andato, io conosco anche molti amici medici, fisioterapisti, osteopati, perché dirigo una scuola di naturopatia ormai da tanti anni e quindi conosco anche la medicina cosiddetta non convenzionale. Beh, la prima cosa che si fa normalmente in questi casi, segue un po' il protocollo, è di andare da ortopedici, da fisiatri, no? Allora, qui secondo me, senza criticare nessuno, ma loro si sono rivolti molto alla mia colonna vertebrale, no? Perché facendo questa risonanza è emerso che io avevo due protrusioni, no? Ma non proprio un'ernia vera e propria, ma protrusioni. Però credo che si siano concentrati su questo aspetto qua e dopodiché mi hanno detto ma puoi prendere qualche antidolorifico, poi dovrebbe andare tutto a posto, eccetera. Però devi farti affiancare da un fisioterapista, no? Cosa che io ho fatto. Il problema è che in determinati esercizi mi facevano anche peggiorare, no? Ho fatto anche il Pilates, cosa interessantissima, devo dire, però determinati esercizi, ripeto, peggioravano la mia situazione, per cui non riuscivo a continuare. Quindi cambiavo fisioterapista, magari andavo a trovare un altro medico. Ho provato anche con l'uso delle piante, degli estratti di piante, che potevano avere un effetto antinfiammatorio, ma neanche questi potevano funzionare, no? Ho provato anche, perché amici avevano anche avuto risultati molto promettenti, con delle tecniche di biorisonanza. No, ecco, è qualcosa di abbastanza nuovo, devo dire, interessante anche questo, però non c'era nulla da fare. Potete pensare che una persona che ha male tutto il giorno, ripeto, tutto il giorno, e fortunatamente la notte riusciva a dormire, in quale stato d'animo si poteva trovare. Cioè, c'erano dei momenti in cui veramente, sì, depresso, e poi con la difficoltà di concentrarmi, con la difficoltà di memorizzare, di fare il mio lavoro, che è quello anche di tenere dei corsi, delle lezioni, di scrivere degli articoli, no? Quindi lavorando anche molto di testa, come si dice, diventava molto complicato. E poi non avevo neanche più voglia di fare esercizio fisico. Io ho sempre fatto vari sport nel passato, ma anche, per dire, fare una camminata che poteva durare più di 5 minuti già mi affaticava tantissimo e mi aumentava il dolore. Però non volevo neanche stare fermo, perché si sa che stare fermi è la cosa peggiore. Ho provato anche quello, naturalmente, pensando di trovare beneficio, e non l'ho trovato. Poi ad un certo punto, non ricordo con precisione, ma
girando su internet mi trovo questo Alessio Veneziano, no? E dico, ma che cos'è questa cosa? E questa tecnica, questo metodo. Ma una ventina di giorni prima avevo letto il libro di Sarno, adesso non ricordo il titolo, dove in sostanza si dava una speranza alle persone che soffrivano di dolori lombari, cervicali, altro, con un approccio molto diverso, no? Guarda il caso com'è, dopo mi trovo con lui, con Veneziano, e lui è stato molto gentile dall'inizio, cioè non è che abbia insistito per seguirlo con queste sue lezioni. Però ho detto proviamo, no? Mi ha fatto tutta una serie di domande per capire come poteva aiutarmi e mi ha detto credo che si possa fare perché qui, come mi aveva detto del resto anche qualcuno, due o tre fisioterapisti, questa è una contrattura muscolare. Io ho sempre sentito questo non come un dolore a livello scheletrico, l'ho sempre sentito come una contrattura a livello dei muscoli, come se i miei muscoli fossero duri e tesi. E questo ha fatto pensare anche a lui, ad Alessio, che si poteva fare, che si poteva migliorare. Allora, lui mi ha spiegato, mi ha consigliato gli esercizi, mi ha seguito. Devo dire che il tapping è una delle tecniche che lui propone. A me non piaceva molto, a me non piaceva molto, ma lui mi ha detto non preoccuparti, a qualcuno lo fa, a qualcuno piace e a qualcuno invece, vabbè, lo trova noioso o comunque sente che non è. Quindi secondo me bisogna comunque provare, non sono tutti uguali, no? Però mi ha anche detto che dovevo camminare. Allora mi sono munito di questi contapassi e già all'inizio mi ha detto che bisognava comunque poi lavorare. Piano piano, naturalmente, perché poi, tanto che lui ti segue parecchio, se hai domande da fare, da porre, cioè, ti risponde, e io all'inizio avevo un po' di difficoltà. E lui mi ha detto, vabbè, riduci e poi aumenterai piano piano. Ecco, non devi fare, mi diceva, delle cose che ti fanno praticamente star male, ma nel senso di che senti una fatica. Piano piano e con pazienza. Vabbè, io ho detto, mi ricordo che le avevo detto, pazienza ne ho avuta tanta e ne rimane ancora. E allora procedevo nel camminare a passo abbastanza veloce, ma perché poi il passo veloce non è che in realtà fosse difficile, nel senso che diciamo, la mobilità mia c'è, potrei anche correre, non è che corro con dolore, quindi almeno correvo con dolore. E va bene, allora siamo andati avanti così, lui mi dava, come si dice, degli step, no? Di lavoro, seduta dopo seduta, modificando. Diciamo c'erano delle cose che si andavano ad aggiungere, no? E poi questo esercizio che all'inizio ho trovato un pochino duro, e avevo anche un timore, che però a lui non l'ho detto, che le mie ginocchia cedessero, perché poi quando hai male da una parte, poi pensi che ti succeda qualcosa da qualche altra parte ancora, perché ti senti vulnerabile, ti senti fragile, e così quasi alla mercé di qualsiasi accidenti o incidenti che ti possa eventualmente capitare. Però non succedeva nulla alle ginocchia, no? Ed era l'esercizio in cui io dovevo, adesso mi sfugge il nome, comunque dovevo scendere, salire, Gli scendere. squat. E lo squat, ecco, scendere e salire. Prima piano piano e poi sempre di più. Secondo me questo esercizio mi ha fatto veramente molto molto bene. Innanzitutto mi sono ritrovato con una muscolatura molto più evidente e comunque forte a livello delle gambe e delle ginocchia e questo mi ha permesso di poter stare in piedi
diciamo anche per 10 minuti o 15 minuti in piedi, senza la sensazione che invece provavo prima, che era quello di crollare, cioè come se la mia colonna, le mie gambe non mi tenessero in piedi. Quindi sciogliermi come un gelato. Cosa bruttissima, perché poi immaginate, voi siete lì e state chiacchierando con qualcuno in piedi perché vi trovate in piazza, nella piazza del paese o per strada, e qualcuno parla con voi, siete tutti e due in piedi, tu a un certo punto devi dire, beh, io devo andare via perché mi stanno aspettando, eccetera. Non è una cosa molto bella, perché ti senti veramente un paria, come si dice, no? In India, cioè uno scartato anche dalla società. E allora questo esercizio mi ha rinforzato. Rinforzandomi, diciamo, le gambe, percepivo anche cioè, la possibilità di stare più a lungo in piedi, è stato per me molto motivante. Mi ha dato una motivazione per continuare e non fermarmi. Ci sono stati, e vedevo che la cosa migliorava, il mio problema migliorava lentamente, ma migliorava. E allora, però devo anche dire questo, che a un certo punto sono un po' tornato indietro. Allora, adesso mi ha detto, non c'è problema perché qualche volta succede così, non è che si va a salire costantemente, ci sono dei momenti un po' si scende, attribuibile allo stress, o attribuibile proprio al fatto che siamo costruiti, la nostra architettura è quella che è, e io gli ho creduto e ho continuato. Qualcun altro forse poteva anche fermarsi e dire no, no, non ma sarebbe stata una cosa stupida, anche perché ho sentito altre testimonianze, ho sentito adesso molto, eh, cioè molto sicuro di sé, ecco. E sapevo che comunque era sincero, ecco, non è che mi diceva le cose, perché eh, poi sarebbe stato, secondo me, anche una delusione, e non mi sembra una persona che ti vuole provocare delusione. E così sono andato avanti. E così adesso com'è la mia situazione? Allora, è molto difficile da descrivere perché io non è che non abbia più male alla schiena, ma è successa una cosa molto particolare, giorno dopo giorno. Non mi fisso più sulla schiena e quindi la sento molto meno. Allora, quando hai male tutto il giorno pensi alla tua schiena. Adesso io penso ogni tanto alla mia schiena, ma continuo a fare le cose che facevo prima di questo dolore, quindi facevo magari 18 anni fa, 17 anni fa, 16 anni fa. Per cui la percezione del dolore, secondo me, è un fatto molto soggettivo. Io mi sono fatto questa idea che noi abbiamo ancora, oltre il cervello emotivo, il cervello cognitivo, no? Ecco, abbiamo ancora quello rettiliano, no? Cioè quello della difesa. Per cui, e quindi il nostro cervello poi qualche volta ci inganna anche, non sempre ci aiuta. Per cui hai male? E allora stai attento, perché se fai quella mossa, se poi pensa sempre, perché se sbagli in un movimento, in qualche cosa, eccetera, ti farai ancora più male. E allora il cervello rimane condizionato da questa paura di continuare ad avere il dolore e magari addirittura di peggiorarlo, no? Secondo me è successo qualche cosa a livello del mio cervello per cui si è dissolto un po' questo cervello rettiliano e la razionalità ha prevalso. La razionalità, secondo me, in questa situazione qui è stata, va bene, c'è questa sensazione che non chiamiamo neanche più dolore ad un certo punto, ma chiamavo sensazione, tutto spontaneamente, questa sensazione e, e poi mi distraevo. Cioè, se avessi voluto concentrarmi sul mio dolore, non riuscivo più a farlo, no? E questo ha ancora, come si dice, aggiunto quello che si chiama valore aggiunto al tutto. E per cui sì, ho perso l'abitudine di concentrarmi sul dolore, che secondo me era anche un elemento che
mi causava sì, l'aggravamento della situazione. Ecco, questo è stato secondo me molto importante ed è curioso perché si sono unite due cose, e l'aspetto psicologico e l'esercizio fisico, cioè il camminare, l'esercizio, squat, eccetera. Tutte queste cose si sono unite, come se un elemento andasse ad influenzare positivamente l'altro, no? Insieme. Ed è la cosa, secondo me, molto bella, perché ci fa capire come cervello e corpo e struttura in realtà sono unite, sono una cosa sola, si influenzano a vicenda e possono rafforzare le loro competenze a vicenda. Purtroppo devo dire che dovremmo cambiare un po' tutti quanti la nostra concezione cartesiana, e cioè della divisione mente-cervello, la supremazia di uno rispetto all'altro, ma non è così. Se noi abbiamo pazienza e sappiamo, e beh, dobbiamo avere qualcuno che ci dia le istruzioni per l'uso, no? E io l'ho trovato, e l'ho trovato in lui. Quindi, e allora tu poi riesci a conciliare questi due aspetti, ma in maniera inconscia, tra l'altro, ed è quindi spontanea. Quindi, secondo me, il miglioramento avviene in maniera spontanea, naturalmente con una guida che deve essere, come lo è stato per me veneziano, e cioè una guida che ti faccia capire con molta calma, perché lui è molto calmo, tranquillo e sereno, questo è un elemento non trascurabile, che tu puoi progredire, che tu hai la forza per poterlo fare. Infatti una delle cose che lui mi ha detto anche più volte, è che non era possibile che un dolore di questo tipo fosse determinato da un problema di struttura dello scheletro che potesse provocarmi questo dolore. Allora io mi ricordo, una di quelle volte che mi aveva detto queste frasi, che avevo avuto degli eventi stressanti molto forti, proprio un anno, 2 anni prima di avere questo mal di schiena, no? E allora io ho capito che questa era una contrattura. Infatti, quando noi cioè ci spaventiamo all'improvviso, cosa facciamo? Andiamo a contrarre tutti quanti i muscoli per combattere o per fuggire, no, di fronte a questo pericolo. No? E allora io mi sono messo in una situazione di perenne attenzione verso una situazione di stress fortissimo che avevo avuto, come per autoproteggermi, no? Con questa contrattura. E poi in sostanza lui non mi ha mai detto concentrati sulla contrattura nel senso di scioglierla, eccetera. Lui proseguiva tranquillo con il suo metodo e niente, io poi l'ho seguito e adesso mi ritrovo con la vita che facevo prima della vita professionale, non soltanto professionale, anche a livello sociale. Mi comporto con molta spontaneità come facevo, ripeto, prima di avere questo dolore. Questo è un po' riassunto della mia situazione. Quando hai sentito che quello che stavi facendo era la cosa giusta, quanto è passato dopo che, da quando abbiamo iniziato il percorso con te, a quando hai detto, ok, noto adesso una differenza? Quanto è passato? Settimane o giorni o mesi? Ma io penso che allora non è stata una cosa improvvisa, erano passi molto piccoli, ma posso dire che dopo un mese io ho capito che era la strada veramente giusta, anche se comunque percepivo ogni tanto qualcosa che stava cambiando, ed è quello che mi ha motivato. Cambiava, ma magari per pochi minuti. Però se cambia per pochi minuti, ma io insisto, i minuti potrebbero diventare anche delle ore. E io quello che posso consigliare a chi si avvicina a questo metodo
è quello di essere aperti, ecco, e dare fiducia, perché se si comincia a mettere in dubbio, ma è normale mettere in dubbio per carità le cose, sicuramente, ma se ci mettiamo degli ostacoli noi dicendo ah non ce la faremo, ah ma però non è cambiato niente rispetto a ieri all'altro ieri, ecco, stiamo ingannando noi stessi. E questo è un grosso, veramente un grosso errore, perché è come se avete intrapreso una strada che vi porterà a qualche cosa, però a un certo punto dite, ma magari questa strada è anche un po' in salita, e poi ormai io sono tanti anni che ho questo problema, quindi non ce la farò. Quello che mi ha sorpreso molto, devo dire, forse la cosa che mi ha sorpreso di più, è che lui è riuscito a farmi migliorare tantissimo su un problema che durava, come ho detto prima, almeno 12 anni. Quando tu hai male 12 anni, anche se ti arriva uno che ti giura che ti guarirà, ti farà migliorare, hai la tendenza a non crederci, perché hai provato veramente di tutto. Ecco, ma lui molto tranquillamente, con molta serenità, boh, è riuscito a prendermi per mano in sostanza. Il merito è tuo, Rudy. Noi ti abbiamo solo accompagnato, in realtà ti sei fidato e quindi poi hai messo in pratica tutto quello che dovevi fare, quindi in realtà è molto merito tuo. Riguardo una delle ultime domande che ti volevo fare, riguardo all'approccio psicologico, avevo notato che c'era stato un cambiamento dopo una delle prime sessioni di psicoterapia, Sì. quella tecnica che usiamo con Annalisa, ehm, che è stata molto strana, mi avevi detto. Vuoi dirci qualche parola su quello? Perché l'approccio anche lì è molto diverso rispetto alla psicologia normale. Sì, rispetto alla psicologia normale, beh, sì, è molto diverso. Sono tantissime le, le discipline che stanno all'interno di questo contenitore che si chiama psicoterapia. Io, pur essendo anche psicoterapeuta, non conoscevo questo metodo, Chi meglio di ma te potrebbe dirlo, infatti. sì, infatti lei, la psicoterapeuta, agiva in un modo molto poco convenzionale, mi spiego. Vabbè, chiaro, cercava di capire meglio anche la mia personalità e probabilmente anche come entrare in empatia con me per poter, diciamo, modificare la situazione. Ma ad un certo punto si è messa a parlare, diciamo così, con il mio cervello, no? Con una tecnica che, se vogliamo, bizzarra. Non c'entra l'ipnosi, perché come potete pensare parla col cervello, quindi a un certo punto scavalca il conscio, eccetera. Ecco, quindi in realtà parlava al mio inconscio. E dopo questo, chiamiamolo esercizio, perché in realtà era una cosa che si potrebbe definire come tale, io mi sentivo meglio, ma mi sentivo soprattutto più forte, no? Questa è la mia sensazione. Non so se per tutti potrebbe essere lo stesso tipo di sensazione, ma sentirmi più forte, sentirmi è come se mi avesse dato una carica, no? Per poter continuare. Anche lei è molto paziente, molto tranquilla. Io credo che il metodo di Alessio, ma anche della psicoterapeuta, che tra l'altro adesso non vive in Italia, no? Ecco, vive in Irlanda, però a Esatto. distanza fa tutto. In Irlanda, mi sembra, del nord, sì. Sì, Ecco, e che il loro apporto come personalità è fondamentale. È fondamentale perché quando stiamo male, la prima cosa che facciamo a livello inconscio è quella di osservare il terapeuta, osservare il fisioterapista o il medico, altro che sia, osservarlo, gli facciamo una radiografia e per capire, ma mi potrà aiutare, non mi potrà aiutare, ma chissà, boh, dubbi, non dubbi, no? Ecco, allora molto devo proprio alla loro personalità, credo, perché quel momento in cui nasce un'empatia, poi tu vai avanti.
Quindi la tecnica sicuramente ha un suo valore, ma non si può disgiungere dalla relazione che viene a crearsi, perché alla fine tu non stai più a giudicare, tra virgolette, a commentare chi ti sta davanti, che ti sta ad aiutare, e senti che neanche lui lo fa con te. È la relazione poi che conta e non più le due persone che si stanno parlando. E questo è l'impatto, Sì, credo anch'io appunto sia devo dire, importante quello. straordinario questo aspetto qua relazionale. Grazie Rudy, veramente per le tue parole gentili. Ci sono delle cose che vorresti aggiungere a quello che hai detto oppure va bene così, insomma. Io in realtà le domande cruciali te le ho fatte, anzi hai detto tutto tu in realtà, quindi Sì, io ho voluto raccontare la mia storia, però vorrei dire una cosa a quelli che magari ascolteranno questo mio commento. Non aspettate troppo tempo, perché più aspettate, non che poi la tecnica di Veneziano non funziona, ma voi rischiate di allontanarvi da qualsiasi, quando ormai sono passati degli anni, vi allontanate da qualsiasi proposta di terapia, di trattamento, vi rinchiudete veramente in voi stessi, vi create una bolla dentro la quale stare, che è una zona comfort, come si dice oggi, ma tagliate le relazioni con gli altri, diventa tutto più difficile nell'ambiente lavorativo, se lavorate, ambiente sociale, rapporti personali. In più diventate nervosi, irritabili e poi non è finita lì, perché purtroppo ci sono tutti quei sintomi satelliti che si vanno a creare e quindi dormite male, andate in depressione, la vita diventa veramente insostenibile. Per cui non state molto a pensare, avete male, trattatelo il problema, fatevelo trattare, fatevi consigliare, fatevi guidare, ma fate in modo che non si cronicizzi veramente più di tanto, anche se so che poi alla fine da te a Alessio vengono persone che ormai hanno già provato tante tecniche e quindi arrivano sì. anche a casi più difficili, se vogliamo. Arrivano i casi più lunghi, sì, quelli un po' più persistenti, per scetticismo principalmente perché alla fine sì, si va sempre a dire che non ha funzionato questo, proviamo e buttiamoci. E infatti per me è stato, te lo posso dire adesso, avere te come, diciamo, cliente è stata una grande sfida perché per quello che fai, per la scuola che hai, e per quello che hai studiato anche, no? Perché possiamo dirlo, tu sei il direttore di una... Lo possiamo dire, Rudy? Sì, possiamo dirlo, sì. Ok, naturopatia.it, che è la prima scuola di naturopatia in Italia, penso sia la prima, giusto? È stata la prima 36 anni fa. Ecco, quindi per me è stata una sfida avere comunque te come cliente, quindi ho detto se Rudy reagisce a questo metodo, veramente può aiutare tante altre persone che ne soffrono. Quindi ecco perché ci teniamo anche a portarti qua in testimonianza. Niente, grazie mille Rudy, grazie a chi ci ha ascoltato e spero che insomma possa aver dato anche solo un minimo di speranza a quella che ci serve per poi fare il passo successivo. Sì. Ehm, grazie a E- tutti e a presto. Grazie, ti ringrazio ancora. Sì, Comunque hai aperto la mente, nel senso che non c'è soltanto questo scheletro che fa le bizze, no? Non ci sono soltanto le ernie, non ci sono soltanto delle discopatie, ma ci sono anche le contratture muscolari e almeno questa è certo. la mia storia e quindi mi ha anche insegnato qualche cosa, no? Perché purtroppo nelle scuole, nelle università che anch'io ho frequentato, quando si parla di dolore a livello della schiena si pensa sempre soltanto allo scheletro e tu hai detto invece qualche cosa in più e di diverso. Grazie. Grazie a voi, grazie a te Rudy per la fiducia.